Adesso ci spostiamo di nuovo nel mondo della cultura, di quei giovani che hanno scelto di non rassegnarsi, di non lasciare spazio alle logiche per cui puoi fare qualcosa anche nel mondo della cultura se sei di destra o se sei di sinistra. C'è qualcuno in questa terra, qualcuno di giovane che ha saputo in questi mesi, in questi anni, grazie anche all'Università Pontificia, riuscire a tradurre quel carattere, quello spirito in maniera assolutamente decisiva. Chi parlerà adesso è una ragazza brillante, lasciatemela descrivere così, una giovane scrittrice, una scrittrice che non fa cabaret, è una scrittrice assolutamente dedita allo studio e alla ricerca. Cito per tutti i due suoi ultimi libri insieme a Mario Fadda, Diario del Risorgimento sardo, alla storia della figlia del Regno di Sardegna, Maria Cristina di Savoia, che sarà beatificata tra qualche settimana. Lei, insieme a tanti altri giovani, ha scelto la cultura libera. Lei è Ilaria Muggiano Scano, a cui do volentieri la parola. Buonasera a tutti, grazie Mauro per questo portone aperto. Perché dico questo? La ricerca è in ginocchio, la cultura è in ginocchio, non mi vergogno a dirlo. Come ricercatrice ed insegnante voglio riassumere brevemente alcuni dati. Intanto più o meno il panorama culturale sardo lo conosciamo tutti. Però perché dico questo? Perché noi come giovani ricercatori senza colore politico riconosciamo in Mauro Pili l'unico interlocutore politico. Alcuni dati. Qualsiasi studioso di storia sarda, a partire dal più giovane al decano, sa benissimo che qualsiasi tipo di ricerca storica non è ragionevolmente conducibile senza i quinquilibri dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Bene, l'Archivio Arcivescovile Storico di Cagliari è stato chiuso a maggio per il mancato rinnovamento della convenzione col Comune di Cagliari. Non solo nessun politico a vario livello è intervenuto, nessuno si è accorto, tranne chi? Tranne Mauro Pili, che è sceso dall'aereo, va a parlare con Monsignor Tonino Cavizzoso, il direttore dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, per capire la situazione disastrosa e per fare qualcosa. C'era sempre Mauro Pili, con la pioggia battente e il sole cocente, a raccogliere i dati della situazione disastrosa del nostro panorama archeologico sardo. Ma soprattutto vorrei ricordare una cosa che a me ancora scandalizza terribilmente. Mauro Pili ha restituito Grazia Deledda agli italiani. Bene, quanti lo sapevano di noi? Sul posto di lavoro le colleghe insegnanti dicono: ma perché non se ne parla? Perché non si parla di questa cosa? E cosa si rispondono? Che dalle altre parti politiche, siccome non è una conquista propria e non si può sciorinare come vittoria personale, è meglio tacerla. Per cui ci rendiamo conto di cosa significhi l'aver introdotto da parte di Mauro Pili Grazia Deledda nei programmi didattici ministeriali della scuola italiana. Perché non se ne parla? Perché chi sta compiendo quest'atto di omertà si è operato nel mentre per inventare un fenomeno sottoculturale, quello dello sbeffeggiamento delle gesta eroiche dei Sassarini, ribattezzando queste azioni come sacrificio inutile. Ok? Sempre sul posto di lavoro le colleghe e i colleghi mi dicono: se c'è un merito culturale che ha Mauro Pili è che una volta per tutte ha neutralizzato quella dicotomia culturale destra-sinistra. Mauro Pili usa Lusso come usa Gramsci, indifferentemente, facendo in modo che la cultura sia una questione di identità da parte di Mauro Pili. Ok? E qual è lo scenario delle altre parti politiche? Lo scenario è questo: la cultura, la politica per le regionali del 2014 rischia di dare questo messaggio ai giovani. Bene, gozzovigliate, scrivete fesserie su Facebook e sul vostro blog, perché adesso c'è anche la professione di blogger,
e non si sa mai che un editore grosso vi pubblichi. In questa maniera riuscirete a sfondare, quindi assegnando completamente il vostro futuro al colpo di fortuna, che potrebbe anche non avvenire, potrebbe anche non esserci questo colpo di fortuna. Questo stiamo dicendo ai giovani sardi: se ti pubblica e poi ti stanchi anche di scrivere, perché è una fatica scrivere, allora buttati in politica, che casomai arrivi all'opposizione qualcosa alla Ragranelli. Ma io mi rifiuto di farmi governare da una che ha scritto nei suoi libri che Eleonora d'Arborea è sposata con Mariano, quando sappiamo benissimo chi è Brancaleone Doria. Cioè, i ragazzi della terza media miei lo sanno chi è Brancaleone Doria. Cioè, io mi rifiuto categoricamente, mi rifiuto di eleggere una che si è comprata con 30 denari un piatto di lenticchie e la satira politica, con una citazione in tre libercoli. Mi rifiuto categoricamente, e chi segue la politica da anni, da Francesco Zedda in giù, sa benissimo di cosa parlo. Però se Atene piange, Sparta non ride, perché d'altra parte sappiamo bene che fra qualche tempo avremo una nuova beata in Sardegna. Penso che, se dovessi chiedere, non molti lo sapevano questo dato. Bene, per rifarmi a ciò che diceva il dottor Carrus, siamo stanchi di essere umiliati come ricercatori e bussare alle porte della regione per chiedere un'attenzione, una pianificazione che abbia anche una ricaduta a livello in termini turistici sulla regione da questa beatificazione. I napoletani ci hanno insegnato davvero tutto in questo campo. Bene, a parte defezioni su defezioni ad appuntamenti stabiliti, chi di dovere si dà per assente agli appuntamenti telefonici, e poi cosa scopriamo? Che la Regione ha finanziato un programma della periferia televisiva di Mediaset sulla 5, che è secondo per demenzialità solo al Grande Fratello, e stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. Bene, penso di avervi rattrissato abbastanza, ed è per questo che chiedo a Mauro, come donna di cultura senza schemi e sovrastrutture ideologiche, di esserci, di continuare ad esserci in fondo, perché questo è il fatto finora. Se noi siamo qui è per merito tuo, solo per merito tuo. Quindi ti chiedo di continuare a esserci, ed esserci perché la Sardegna te lo chiede e non per una velleità personale. Grazie. Grazie di cuore Ilaria.